Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Come sempre, come ogni giorno, tantissime le notizie dalla nostra regione, notizie di cronaca ma anche di attualità, difficoltà di famiglie, imprese, comuni in questo momento così particolare. Ci si avvicina sempre di più alle feste natalizie, si cominciano a fare i conti per capire che cosa succederà. Ci sono anche notizie di carattere sanitario perché comunque il Covid è sempre monitorato e arrivano tutti i mali di stagione a rendere ancora più complicata tutta la faccenda. Quindi tantissime notizie, saremo in collegamento poi con la nostra redazione padovana per una bagarre storica-culturale che coinvolge Vittorio Sgarbi, la statua equestre del Gattamelata, insomma uno dei simboli di Padova, ma sentiremo poi dalla viva voce dei nostri giornalisti, con collaborazione dei nostri tecnici per capire che cosa sta succedendo. Quindi cominciamo con la cronaca, cominciamo proprio da Padova perché c'è stata l'ennesima aggressione nella stazione dei treni di Padova, addirittura un minorenne ha detto di essere stato picchiato. Un ragazzo di 15 anni è stato aggredito in zona stazione. La mamma del minorenne si è presentata in questura a Padova ieri per denunciare l'aggressione subita dal figlio sabato sera. La donna ha raccontato ai poliziotti che il figlio è stato avvicinato da due ragazzi di origine straniera conosciuti di vista. I due, dopo avergli chiesto i soldi, lo avrebbero minacciato e colpito con calci e schiaffi. Il quindicenne aveva accompagnato in stazione un amico che doveva prendere il treno. Dopo aver mangiato in un fast food stavano attraversando il piazzale della stazione. Mentre l'amico faceva il biglietto, il quindicenne è stato avvicinato dai due stranieri che conosceva di vista. I due gli hanno chiesto i soldi ma al rifiuto del ragazzo lo hanno malmenato. Il quindicenne, dopo aver chiamato la mamma, è andato in pronto soccorso per i forti dolori e da qui poi ha fatto denuncia. La polizia sta indagando per identificare i due aggressori. Un'altra notizia di cronaca ci arriva in questo momento da Rovigo. Un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita questa mattina nella sua abitazione a Taglio di Po, intossicato probabilmente dalle esalazioni di un generatore di elettricità a gasolio. Da dare l'allarme sono stati i colleghi dell'uomo che non lo hanno visto al lavoro. Sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco, il personale del SUEM 118. L'uomo, secondo alcune testimonianze, sarebbe ricorso al generatore perché era in ristrettezze economiche, non poteva pagare le bollette della luce. Questo ci dice l'ANSA nazionale, è arrivata proprio pochi istanti fa in redazione. Cerchiamo di capirne di più, cerchiamo di approfondire questo tema anche con le nostre redazioni. Adesso andiamo a Vicenza, dove c'è stato l'arresto di un quarantenne per detenzione di armi da fuoco. 3 armi da sparo e un bastone animato è quello che ha sequestrato la squadra mobile di Schio nell'abitazione di un quarantenne straniero durante un controllo finalizzato al contrasto del traffico illecito di armi. Alla scoperta delle munizioni da parte delle forze dell'ordine, l'uomo non è stato in grado di giustificarne il possesso. Il quarantenne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione abusiva di armi e munizioni da sparo. Il giudice ha convalidato l'arresto dopo il rito in direttissima. E ora andiamo a Vicenza a vedere una situazione davvero inusuale perché il cortile, parte del giardino di un condominio, è addirittura sprofondata, si è creato uno scalino enorme, insomma c'è da capire che cosa stia succedendo. Intanto vediamo le prime immagini. Una voragine, 2 metri di smottamento, le cui cause sono ancora da determinare. Una parte del cortile di un condominio che dà sull'argine del retrone in via Fusinato è sprofondata ieri in tardo pomeriggio, abbassandosi, secondo le stime dei vigili del fuoco, in alcuni punti fino a 2 metri rispetto al piano di calpestio. Il collasso avrebbe interessato una lunghezza di 20 metri e una larghezza di oltre 2 metri. I vigili del fuoco, accorsi con il personale di prima partenza insieme al funzionario di guardia, hanno operato sul posto fino a tarda sera nel sopralluogo per capire le cause e i provvedimenti di sicurezza da intraprendere. Una volta accertato che non erano state coinvolte persone o automobili, l'area è stata transennata. Non solo incendi, non solo aggressioni, furti, rapine, c'è un po' di tutto purtroppo in questo periodo in Veneto. Continuano le truffe, c'è un'ondata di tentativi di truffa e di truffe portate a segno davvero impressionante in tutta la regione. Andiamo a vedere cosa è successo nel Trevigiano. Gli automobilisti arrivavano all'area di servizio e nonostante fosse orario di self-service trovavano un addetto pronto a servirgli la pompa.
Sovrappensiero forse non percepivano l'anomalia, ma avrebbero dovuto farlo, perché a fare il pieno era un finto dipendente e i soldi in contanti che pagavano finivano nelle sue tasche a scapito dei titolari dell'area. Un 24enne è stato denunciato dai carabinieri di Castelfranco che hanno scoperto il singolare raggiro dopo un controllo. Proprio in quella stazione di servizio, infatti, nel centro città, hanno notato il giovane, già noto ai militari, che sostava senza dare troppo nell'occhio. Durante la perquisizione lo hanno trovato in possesso di una carta carburante sospetta e gli accertamenti hanno permesso di capire che era stata rubata un mese fa dall'auto di un impiegato di Castelfranco che aveva sporto denuncia. Dagli estratti conto nelle settimane successive risultava che la carta era stata prosciugata per vari rifornimenti e guarda caso tutti i rifornimenti erano stati effettuati nella stazione di servizio dove i carabinieri hanno trovato il 24enne, risultato totalmente sconosciuto ai titolari del distributore. In sostanza, dopo aver studiato gli orari nei quali muoversi in assenza dei gestori e con una buona dose di faccia tosta, si è finto un dipendente, ha ingannato gli automobilisti in transito, ha usato la carta carburante per fare i rifornimenti e si è fatto pagare in contanti, 300 euro in tutto, prima di venire pizzicato. Per lui è scattata immediata la denuncia. E ci sono anche delle persone anziane nel mirino dei truffatori che hanno inventato un sistema davvero spiacevole, lasciatecelo dire, per tentare di spillare soldi alle persone di una certa età. Era convinta che a chattare con lei al di là del computer ci fosse un 45enne medico statunitense dell'aeronautica. Anche una 70enne padovana è finita nella rete di un truffatore che raggirava anziane signore illudendole di avere con loro una relazione sentimentale a distanza per poi spillare denaro. In realtà al di là del computer c'erano 2 quarantenni nigeriani accusati ora di truffa e riciclaggio. I 2 avrebbero raggirato ben 3 anziane tra Veneto, Lombardia e Trentino. In chat mostravano foto in divisa, lui uomo di bell'aspetto, distanze in Medio Oriente. Poi, dopo pochi scambi affettuosi, chiedeva soldi per sbloccare le valigie trattenute in dogana o con altre scuse. La pensionata padovana ha elargito $1.900 al sedicente chirurgo militare statunitense, ma alla successiva richiesta di denaro, questa volta con la scusa di dover sostenere cure mediche, la signora ha capito di essere stata truffata e ha presentato denuncia ai carabinieri. Attraverso risconti bancari e telematici, i militari dell'arma sono risaliti ad un conto bancario in Germania e da qui al primo nigeriano che insieme al complice avevano guadagnato illecitamente 20.000 euro. Restiamo a Padova per l'arresto di 2 predoni accusati di aver svaligiato la casa di un commerciante di Saonara. Sono accusati di aver razziato la casa di un commerciante di Saonara i 2 ladri arrestati dalla squadra mobile di Padova. Si tratta di 2 trasfertisti originari di Pistoia e Montecatini Terme, hanno 26 e 32 anni. Lo scorso 27 settembre sono entrati nell'abitazione di un commerciante derubandolo di un orologio Rolex, di gioielli e di 40.000 euro, un bottino del valore di 66.000 euro. Ad incastrare i 2 topi di appartamento le immagini di videosorveglianza registrate dalle telecamere del salotto di casa che hanno ripreso uno dei 2 ladri mentre compiva la razzia. Il complice invece lo attendeva all'esterno a bordo di una Mini Cooper, ripresa invece dalle telecamere esterne delle altre abitazioni in orari compatibili a quelli del furto. L'auto risultava intestata ad un uomo di Montecatini, conoscente del 26enne ripreso a rubare nell'abitazione. Il complice invece è stato identificato grazie ai tabulati telefonici e la macchina ripresa dalla telecamera era intestata al padre. Il 32enne è risultato sottoposto alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, accompagnato sul luogo del furto il suo complice rimanendo collegato con il cellulare. Le indagini proseguono per verificare se i 2 sono responsabili di furti in appartamento avvenuti verso fine settembre tra Padova e Venezia. Vediamo ora le immagini che ci arrivano dai Vigili del Fuoco per un intervento di ieri sera nella tarda serata a Bassano del Grappa, dove si è sviluppato un furioso incendio in un'abitazione. Una persona anziana è rimasta ustionata, l'uomo ha visto le fiamme, si è nascosto in bagno e poi comunque è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto appunto i Vigili del Fuoco e ci stiamo interessando per disegnare i contorni di questa vicenda, per capire anche magari i testimoni e le persone coinvolte, per vedere che cos'è successo. Adesso restiamo nella cronaca, ma cronaca giudiziaria, perché andiamo in tribunale per vedere che cosa succede ai vari filoni del caso Veneto Banca. Il console è stato prosciolto per intervenuta prescrizione in relazione a un'ipotesi di truffa di 35 milioni di euro contestata al consoli nei confronti dell'amministratore delegato della BIM.
Fuori microfono parla di debacle giudiziaria l'avvocato del Foro Romano Michele Gentiloni Silveri, ricordando con amarezza la solitudine in cui aveva visto lavorare in questi anni il PM Massimo De Bortoli in tribunale a Treviso. A Roma, Chiosa, non sarebbe mai accaduto. L'acquisizione di Banca Intermobiliare da parte di Veneto Banca risale al 2008 e al 2010. Le azioni della società erano state comprate senza esborso di denaro, concambiate con la cessione di titoli di Veneto Banca, che però erano stati evidentemente sopravvalutati. Un presunto raggiro da 30 milioni di euro di azioni di Veneto Banca, poi diventate carta straccia, e 65 milioni di euro di azioni BIM crollate a un valore di 600.000 euro. La messa in liquidazione di Veneto Banca risale al 25 dicembre 2017. L'accusa aveva cercato di ancorare il processo per truffa a quest'ultima data, calcolando che la truffa va in prescrizione dopo 7 anni e mezzo. Il giudice, con la decisione di oggi, invece ha ancorato i fatti al 2008, all'epoca degli impegni presi da Consoli, decretando di fatto il non luogo a procedere del processo. Secondo il nostro parere era un po' diversa la situazione tra i due processi. A nostro parere non erano sovrapponibili, non erano la stessa cosa, però il Tribunale ha deciso in questo senso e noi rispettiamo la sentenza, ovviamente. Una notizia che arriva dopo la prescrizione del reato di aggiotaggio e del rinvio del processo per truffa al 2023, con il rischio di arrivare allo stesso amaro risultato. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca, abbiamo visto le ultime notizie dalla nostra regione. Le nostre redazioni si stanno già occupando da questa mattina di raccogliere tutti i fatti, trasformarli in servizi, intanto per vedere subito cosa è successo poi nei TG di questa sera, per approfondire tutto quanto. Ma ci arrivano anche notizie dalla Marca trevigiana. Grave incidente stradale nella serata di ieri in via degli Alpini a Moriago. Un giovane a bordo di un Alfa Romeo ha sbandato improvvisamente ed è finito contro un platano schiantandosi. Le immagini che potete vedere sono impressionanti, fanno capire la violenza dell'urto. Non sono ancora chiare le cause dello schianto. Il ragazzo è in condizioni piuttosto gravi, non abbiamo ancora la prognosi in questo momento, ma insomma le prime notizie parlano di un quadro clinico comunque grave. È stato infatti portato via con l'elicottero del SUEM 118, ricoverato nell'ospedale di Treviso. Vedremo poi come si è risolta questa vicenda, questo ennesimo incidente stradale in Veneto in questo 2022, davvero drammatico. Torniamo adesso a Padova per vedere una storia molto strana, ovvero la presenza di un arciere nel popoloso quartiere della Guizza. Vengono trovate frecce conficcate nei giardini e anche nelle fioriere delle case, appunto, e caccia a questo arciere. Qualche settimana fa, mentre facevamo i lavori di giardinaggio, abbiamo trovato delle frecce in giardino e pensavamo che fossero dei bambini che abitano nelle case qui vicino. Abbiamo chiesto ai vicini e anche loro hanno trovato le stesse identiche frecce. 8 frecce lunghe una trentina di centimetri. Questa che ci mostra Chiara non ha la punta, ma le altre che sono state rinvenute nei giardini e nell'abitazione ce l'avevano. Nel quartiere Guizza a Padova qualche settimana fa ci sono stati questi misteriosi ritrovamenti. Non solo nei giardini, in un caso una freccia si è conficcata nella fioriera di un terrazzo ai piani più alti. I residenti di Via Bruni non nascondono la loro preoccupazione. Preoccupati abbiamo chiamato i vigili e li abbiamo fatte vedere ed è emerso che sono delle frecce che possono essere tirate da una distanza di circa 30 metri. Le misteriose frecce del quartiere Guizza sono comparse pochi giorni dopo i fatti di Genova, dove un ragazzo che stava festeggiando la nascita del figlio in un bar è rimasto ucciso da una freccia scoccata da una finestra di un'abitazione da un uomo stanco dei rumori provenienti dai locali sotto le sue finestre. Da qui la decisione di alcuni cittadini di fare denuncia nella speranza di individuare il pericoloso arciere. Abbiamo effettuato un esposto al comando della polizia municipale qui del quartiere e adesso loro stanno facendo delle indagini e hanno già provveduto anche a contattare i vicini che stanno qui intorno per comprendere chi magari possiede un arco di questo genere.
Cambiamo argomento, pur restando nella pagina della cronaca, perché sono passati ormai un paio di giorni dall'ondata di maltempo che ha colpito il Veneto. Si fa la conta dei danni che sono in alcune zone piuttosto ingenti. Ricordiamo quantitativi di pioggia piuttosto contenuti quasi ovunque rispetto a quello che ci si aspettava, ma a fare i danni è stato il vento nell'entroterra e le mareggiate sul litorale. E se Venezia è stata letteralmente salvata dal Mose, come ha avuto modo anche di ricordarci il nostro direttore Luigi Baciali, che se ne sta occupando da un paio di giorni nel talk serale Focus qui a Rete Veneta, insomma tante località turistiche hanno avuto problemi enormi. Andiamo a vedere cosa è successo a Chioggia e Sottomarina. Sembra impossibile, ma qui a Isola Verde, dove ieri si è scatenato l'inferno, oggi è tutto tranquillo. La spiaggia è illuminata dal sole, il mare è calmo. Qui avevamo 2 metri di marea, più le onde, più un vento che scherzava a 80-100 km all'ora, che ha provocato il disastro che ha provocato. Qui davanti a noi dove ci troviamo avevamo 40 metri di profondità di spiaggia di arenile, adesso ci troviamo con i piedi praticamente in acqua. Ripeto, oggi non rende l'idea, calcola che qui siamo nel centro dell'Isola Verde, proprio nella parte centrale, e in tutta l'Isola Verde si possono stimare per difetto un'erosione di 100-120 mila metri cubi. A Sottomarina e Isola Verde la mareggiata ha interessato tutto l'Arenile ed eroso il sistema dunoso in prossimità di Foce Brenta, posto a protezione dei campeggi. Danni stimati per 2 milioni di euro. Gli stabilimenti balneari sono stati pesantemente colpiti. In condizioni di normalità questa parte qui solitamente era completamente ricoperta dalla sabbia, il che significa che si camminava a questo livello e poi si passava qui e ci si poteva recare al bagno. Oggi non c'è più nulla. La potenza dell'acqua e del vento sono riusciti a spostare questa struttura pesantissima in cemento. Non era mai successo, quindi diciamo la mareggiata è stata eccezionale, ma è eccezionale anche la forza del mare in questo che c'è stata ieri, perché una cosa del genere non era mai successa. Sembra molto più forte rispetto a quella del 2019, l'acqua ha oltrepassato il livello della forestale, quindi si è penetrata lungo le dune, ha spazzato via, come potete vedere, interi camminamenti, l'acqua è entrata nelle cabine, nel chiosco, nei bagni, tutte quante insomma le strutture qui dello stabilimento. Mi auguro non succeda mai più, anche perché ci sono previsti delle dighe soffolte all'interno di queste celle e speriamo che questo attenua un po' la mareggiata. Abbiamo speranza appunto che la Regione Veneto, anche gli enti civili, ci venga incontro facendo queste opere di protezione a lungo termine. Questa passerella su cui ora stiamo camminando, che porta direttamente alla spiaggia, ieri era completamente sommersa dall'acqua. Ma ad essere pesantemente colpite non sono state solo le spiagge. Situazione infernale anche qui alla Darsena. L'acqua era arrivata fino alla punta di questa imbarcazione e dove in questo momento state vedendo tutta quella parte di erba era completamente sommersa dalla furia dell'acqua. Abbiamo visto la morte ieri. L'acqua, queste panchine qua erano messe qua, fissate, l'acqua le ha buttate giù. Qua era un fiume, qua l'acqua passava quella diga là che è ceduta. Uno scenario mai visto. Era il finimondo. Questo argine qua mancava pochi centimetri, che l'acqua veniva anche di qua di questo argine, che anche questo argine. Quindi peggio del 2019? Peggio, proprio peggio. Le barche hanno spezzato dei bricole, sono andate via come delle palline di ping pong, di qua e di là. Eravamo immuni sopra l'argine. Qua abbiamo tanti anni che hanno fatto lavori, ci promettono e non fanno niente. Abbiamo visto proprio questa volta il mare venire su. Vuol dire che qua noi siamo in pericolo. Perché se l'acqua viene sopra, qua va sotto Calino, Isola Verde, va l'acqua fino alla Romea. Questa è la situazione in quell'area colpita così pesantemente dall'ondata di maltempo di qualche giorno fa. Andiamo a vedere che cos'è successo poi sul resto della costa veneta, zona fortemente evocata al turismo. Pare che solo a Jesolo i danni ammontino a 1 milione di euro.
A Bibbione, oltre a sommergere le spiagge, la mareggiata ha raggiunto anche piste ciclabili, aree verdi e alcune vie di accesso al mare, provocando danni ingenti. A Caorle ed Eraclea, la furia dell'acqua ha provocato danni alle strutture e alla scogliera di protezione, riuscendo a spostare anche massi di grandi dimensioni. Spetta ai sopralluoghi dei tecnici del Genio Civile di Venezia e Rovigo valutare quantità e gravità del maltempo che ha colpito la costa veneta. A Jesolo, dove la mareggiata ha spazzato via 30.000 metri cubi di sabbia, il presidente di Federconsorzi Arenili, Antonio Facco, calcola una prima stima dei danni. Diciamo che la stima si attesta all'incirca sotto il €1.000.000, tra ovviamente l'erosione, la sabbia che è stata portata via e ovviamente anche alle infrastrutture tipo le passeggiate, ai chioschi e ai bagni. Ripristinare le dune per mettere in sicurezza l'entroterra è una delle priorità che dovranno essere affrontate immediatamente. Senza di queste sarebbe stato veramente un disastro e ne abbiamo appunto consapevolezza come è stata fatta 3 anni fa, che non avevamo costruito la duna in questa zona e è entrato il mare proprio all'interno della città. Il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, preferisce attendere la fine dello stato di attenzione prima di sbilanciarsi sulla stima di danni che potrebbero comunque superare il €1.000.000. In ogni caso vorremmo comunque porre l'attenzione, e questo è un tema che riguarda non solo le amministrazioni comunali ma anche la regione, il tema della sicurezza idraulica, che riguarda sicuramente la zona del litorale con l'approntamento di opere strutturali di difesa della costa, ma riguarda anche e soprattutto la difesa idraulica dei fiumi e dei corsi dei canali, che meritano attenzione e investimenti molto importanti. Come dicevamo, la costa è stata flagellata dalle mareggiate, mentre l'entroterra ha avuto parecchie grane con il vento forte, con comunque qualche allagamento. Vediamo i risultati dei danni, dei problemi causati nel Padovano. È tornato a splendere il sole su tutta la provincia di Padova, dove restano visibili i segni del maltempo. I danni maggiori nella bassa padovana e sui colli. A Monselice tutte le strade sono state riaperte dopo la chiusura precauzionale seguita al crollo di un pioppo piombato sull'auto condotta da un 27enne della zona nella frazione di Caoddo. Un miracolato, il giovane rimasto a lungo incastrato nell'abitacolo e liberato dai vigili del fuoco. Attimi di paura anche a Rubano, dove i carabinieri hanno salvato una donna di 54 anni finita in un canale di scolo con l'auto parzialmente sommersa dall'acqua. Solo un grande spavento, ma nessuna ferita per quest'ultima, estratta da 2 giovani militari della locale stazione. A causare i danni maggiori il forte vento che ha sferzato la zona sud della provincia con raffiche arrivate a sfiorare i 100 km/h. Sui colli, addio al mandorlo, simbolo di Fontana Fredda, di Cinto Euganeo. A Padova, in protesta gli studenti universitari che hanno segnalato all'Ateneo infiltrazioni d'acqua in alcune aule della fiera e del complesso Papa Luciani. Nel complesso la perturbazione è passata senza gravi disagi per il capoluogo, dove sono caduti circa 55 mm d'acqua ed è entrato in funzione il bacino di laminazione quasi ultimato a Brusegana. L'evento di ieri è stato gestito mediamente bene, i disagi sono stati disagi alla viabilità per il maltempo e ecco, i fenomeni ventosi sono in aumento e questo ci pone di fronte a nuove anche prospettive, frontiere, ragionamenti sulla sicurezza. Alla massima capacità il bacino può contenere 7.000 metri cubi d'acqua. A meno di 24 ore dalla fine della pioggia, l'invaso, riempitosi nella giornata di lunedì, è quasi completamente vuoto. Facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca, stiamo vedendo quelli che sono i risultati dell'ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione qualche giorno fa. Il maltempo è passato rapidamente, è durato poco più di una giornata, portando neve in montagna, mareggiate sulla costa, vento forte con abbattimenti di piante e altri danni simili nell'entroterra, però ha permesso di scoprire anche alcune magagne, chiamiamole così, di alcuni settori piuttosto importanti per la vita quotidiana della popolazione. Ad esempio nel Padovano emerge che piove nei bus.
La pioggia caduta copiosa martedì ha colpito anche il trasporto pubblico locale. In molti autobus, soprattutto in quelli più vecchi, è piovuto dentro. A denunciarlo sono stati molti utenti che hanno segnalato diversi casi di autobus allagati al vicepresidente della provincia di Padova, Vincenzo Gottardo. Cittadini che hanno lamentato che all'interno degli autobus, stiamo parlando ovviamente degli autobus più vecchi, quelli dei primi anni del 2000, entrava una quantità d'acqua tanto da dar fastidio a bagnare i viaggiatori all'interno dei mezzi. Quindi viene sollevata un'altra questione importante dall'ente di governo, quindi provincia e comune di Padova, nei confronti di Bus Italia, sul bisogno, sulla necessità di rinnovare, di ammodernare il parco mezzi. L'acqua entrava dai finestrini o dal tettuccio in alcuni casi, provocando disagi ai passeggeri costretti a viaggiare bagnati e rischiando anche di scivolare a terra. Il parco mezzi di Bus Italia è di 530 destinati al trasporto urbano ed extraurbano. Nel piano dell'azienda, specifica Gottardo, c'è un rinnovo di quelli più datati immatricolati nei primi anni del 2000. C'è assolutamente necessità di questa sostituzione dei mezzi, perché appunto, oltre ad essere anche non più idonei come caratteristiche anche di sicurezza e di rispetto per le norme sull'ambiente, sono anche molto vecchi e quindi necessitano di manutenzione. Quanti ne dovrebbero essere sostituiti? In totale sono 230 i mezzi per i quali entro appunto la fine dell'anno prossimo è prevista la sostituzione. Cambiamo argomento, chiudiamo la pagina della cronaca, pronti a riaprirla se dovessero arrivare notizie dalle nostre redazioni per darvele come sempre in diretta qui al Focus TG. Entriamo in un argomento che sta crescendo per interesse in Veneto. C'è anche una sottoscrizione, una raccolta di firme, una petizione per fare in modo che se ne sappia sempre di più. In pratica il tema del cosiddetto cibo sintetico, del cibo artificiale, della carne in provetta, chiamiamola così, anche se è un tema piuttosto complesso, un argomento, come dicevamo, in via di definizione. Coldiretti lancia l'allarme, dice che non c'è solo la carne, ci sono anche altri cibi che possono essere prodotti in laboratorio, ma che questo potrebbe creare problemi di altissimo profilo a tutta la filiera, soprattutto nel Veneto, dove sappiamo che il rapporto fra il cibo, la tradizione e l'economia è sempre fortissimo. Sentiamo che cosa dice il presidente provinciale di Coldiretti. Carne sintetica, ma anche salmone, olio, latte e miele prodotti direttamente in fabbrica. Un'idea che fa rabbrividire la produzione agroalimentare made in Italy, che si maschera dietro un discutibile mix di ambientalismo e tutela della salute. L'America ha detto sì, ora il rischio è che nei prossimi 3 anni anche in Europa ne siano concesse produzione e vendita. In Italia, seppur il bel paese si sia messo di traverso, si è già registrato un 18% di gente che potrebbe anche essere favorevole a quello che agricoltori e allevatori chiamano cibo finto. Nel Bassanese e nella nostra regione la Coldiretti sta portando avanti una battaglia decisa per tutelare non solo le produzioni locali agroalimentari, ma anche ambiente e territorio. Noi abbiamo già iniziato una raccolta firme e che per la provincia di Vicenza abbiamo già raggiunto gli oltre 3.500 firme. Abbiamo presentato la bozza di una delibera in appoggio alla nostra posizione, cioè di bloccare la possibilità di realizzare della carne sintetica in Italia. Come si può pensare che vada a sostituire la carne vera? Ma assolutamente non va a sostituire la carne vera, è una simulazione di carne e sfruttano il fatto dicendo che l'allevamento, che soprattutto nella pianura padana, è un allevamento intensivo che va a inquinare e per cui per non inquinare è bene fare le fabbriche della carne. Se noi prendiamo in considerazione che un allevamento di 100 vacche lavora 30, 40, 50 campi o di conseguenza 25 ettari di terreno con delle coltivazioni che queste immagazzinano CO2. E cosa vuol dire? Vuol dire che non siamo effettivamente quelli che vogliono far credere come inquinatori dell'ambiente. Siamo soprattutto allevamenti, soprattutto in questo periodo, sostenibili anche a livello ambientale. Il cibo cosiddetto finto, vedremo poi come proseguirà questa strada, anche perché se ne parla sempre più spesso, per molti è il futuro, per tanti altri invece è solo
una bolla destinata poi a sgonfiarsi con il passare del tempo. Dicevamo, passiamo dal cibo finto invece a un prodotto che in Veneto è molto importante sia per la qualità che per poi l'indotto su tutta la filiera. Parliamo dell'olio extravergine di oliva e siamo andati a sentire nella conca d'oro, chiamiamola così, dell'olio di oliva come sta andando. Conclusa la raccolta delle olive, spremuti gli ultimi frutti, si traccia un primo bilancio di questa stagione olearia 2022. Diciamo che non tutte le zone hanno dato la stessa resa, la stessa media, per cui nell'Asolano, in alcuni punti anche di Piove, la produzione è stata limitata, ma mediamente è stata elevata e di ottima qualità. L'oliva ha superato bene la siccità e quindi abbiamo ottenuto oli con ottime caratteristiche. Anche per quanto riguarda la quantità? Sì, dove hanno prodotto quasi come 2 anni fa ed è risultato un olio eccezionale con bassissima acidità, come tutto l'olio della Pedemontana, con pochi perossidi, che sono quelli che segnano un po' la durata dell'olio nel tempo, e ricchi di polifenoli, che sono tutte quelle sostanze antiossidanti, antiscleriche che fanno bene, quindi profumi e tutto il resto, quindi un ottimo olio. A darci i numeri delle olive spremute la responsabile del frantoio di Piove del Grappa. Attualmente abbiamo già lavorato quasi 6.000 quintali di olive, quindi i numeri sono con una resa media del 12-13% di produzione. Ecco, tra l'altro vogliamo ricordare che in questo frantoio viene un'intera comunità. Sì, questo è un frantoio cooperativo e attualmente siamo quasi arrivati a 700 soci produttori di olio, quindi un gran numero di produttori. E c'è da sottolineare come la siccità abbia evitato la presenza della mosca olearia a vantaggio della produzione. Questo ha permesso di non spendere soldi in trattamenti, di tutelare l'ambiente e soprattutto di avere un olio proprio privo di acidità. Siamo entrati in tema economico e pare che scenda nei prossimi giorni, o sia destinato a scendere lo sconto sui carburanti, il taglio alle accise, e questo vuol dire che fare il pieno costerà di più, vuol dire che soprattutto chi usa la macchina per andare al lavoro o comunque chi ha bisogno di carburante per lavorare, insomma, possa avere dei problemi nell'immediato futuro. Ne abbiamo parlato con i vicentini. Si riduce lo sconto sui carburanti, cosa ne pensi? Bisogna accettare quello che si fa, che si propongono, perché prendi da una parte e vanno dall'altra. Per ora può essere una cosa negativa, però penso che questo governo successivamente possa fare qualcosa di meglio, speriamo. Penso che paghiamo già abbastanza tasse con i carburanti. Penso che molte potrebbero essere tolte, delle guerre di puniche che vogliamo ancora l'accisa, quindi chi viaggia, chi lavora, purtroppo il carburante lo deve usare. Diciamo che la manovra non ha tutelato il consumatore finale, ha scelto qualche altro tipo di categorie da privilegiare, da aiutare. Di quanto incide il costo del carburante mensilmente in una famiglia? Credo cifre troppo elevate per non essere sostenute dallo Stato. Abbastanza, perché entrambi andiamo a lavorare con l'auto. Immagino che uno che lavora che è sulla strada tutti i giorni non può andare avanti solo una gratifica giusta. Io faccio 100 km al mese, quindi utilizzo in mezzo la bicicletta e la moto, quindi non incide molto sul mio budget. Restiamo a Vicenza per parlare di Plateatici, visto che insomma sono stati negli ultimi anni, anche durante l'emergenza Covid, un tema molto importante per i locali pubblici, bar, chi insomma fa ristorazione in città, e il rapporto con le cosiddette belle arti. Vita e attrattività del centro storico che passa anche attraverso i Plateatici, da Piazza dei Signori a Piazza Castello, da Parco Querini a Giardino Salvi. Vicenza apripista in Italia, tra i pochi comuni ad aver cristallizzato le regole per l'utilizzo dei salottini all'aria aperta. Comune e sovrintendenza hanno siglato 2 accordi.
Il lavoro fatto in sinergia con i gestori bar e ristoranti e anche con la sovrintendenza ha consentito di creare dei veri e propri salottini, e le regole che ci siamo date, sempre in collaborazione con la sovrintendenza, abbiamo deciso di cristallizzarli attraverso 2 protocolli, non solo quello sul Prateatici ma anche quello sugli eventi, che mettono Vicenza nelle condizioni di fare scuola alle altre città. Siamo i primi in Italia ad aver concepito questo strumento e devo dire che inciderà tantissimo nell'ottica non solo della semplificazione ma anche della certezza delle regole. Documenti che disciplinano le caratteristiche che dovranno avere i plateatici, le attrezzature da collocare sulle pubbliche piazze, vie, strade, per mantenere l'aderenza con l'edificio di riferimento e la relazione estetico-compositiva tra l'edificio e il contesto urbano, dalle sedie agli ombrelloni, alle lampade, alle pedane, ai colori da utilizzare, tutto schedato e disciplinato affinché si inseriscano nel contesto storico armoniosamente senza occultare alla vista i beni culturali che la città vanta. Ora facciamo un'altra brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Stiamo parlando di economia, stiamo parlando di bollette, tasse, problemi quotidiani di cittadini, imprese, aziende, ma anche di comuni e amministrazioni pubbliche, e su tutto questo gravano anche le scelte della politica, che sta pensando di mettere mano, anzi si è deciso di mettere mano in qualche modo al cosiddetto reddito di cittadinanza. Siamo andati a sentire che cosa ne pensano in questo caso i trevigiani. Cala il sipario sul reddito di cittadinanza. La manovra approvata dal governo Meloni infatti porta in pancia nuove regole per la misura bandiera del Movimento 5 Stelle, introdotta nel 2019 dal primo governo Conte. A partire dal prossimo anno infatti l'assegno verrà gradualmente cancellato fino alla sua completa abolizione prevista nel 2024. In questo periodo di transizione ai riceventi abili al lavoro tra 18 e 59 anni sarà riconosciuto il sussidio al massimo per altri 8 mesi. È previsto inoltre un periodo di almeno 6 mesi di partecipazione a un corso di formazione o riqualificazione professionale. In mancanza decadrà il beneficio del reddito, che verrà perso anche nel caso di rifiuto della prima offerta di lavoro. Sono d'accordo. Come mai? Perché vadano a lavorare. È giusto, è giusto. Come mai? Così le persone se ne vanno a lavorare, come tutti d'altronde. Secondo me dovevano neanche metterlo, veramente, per me. È giusto dare possibilità alle persone di lavorare, quindi se quei soldi vengono utilizzati per favorire il lavoro, meglio lavorare che il reddito di cittadinanza. Dovrebbe essere modificato più che abolito, comunque dovrebbe essere organizzato in maniera tale che non esistano gli attuali soprusi. Bisogna dare assistenza giusta, quindi bisogna essere concreti e razionali. Vedo un po' in tutti i negozi, in tutte le attività, che il bigliettino cercasi cameriera, cercasi operaio, ce n'è un po' ovunque. Di conseguenza meriterebbe essere rivisto quantomeno. Dare quello che è giusto alle persone che hanno bisogno, ma con un controllo alla base. Deve essere abolito, quantomeno modificato, e dare la possibilità di andare a lavorare. Cioè, incoraggiare ad andare a lavorare. Mi metterei in gara qui che ha il doppio lavoro che recupera anche i skate del reddito e qua mi fermo. Manca poco al periodo in cui storicamente, tradizionalmente si installano le luminarie in casa, l'albero, tutte le luci e quello che riguarda l'atmosfera natalizia. Siamo andati a sentire che cosa faranno le persone quest'anno, in questo caso eravamo a Bassano, che cosa faranno le persone quest'anno per abbellire la propria casa con tutti i problemi legati alle bollette e alla crisi che ci sono. Si avvicina l'8 dicembre, giorno in cui tradizionalmente si addobba e si accende l'albero di Natale. Ebbene, quest'anno, alla luce dei rincari e della crisi economica, in quante case vedremo effettivamente brillare le luci di Natale? Lo abbiamo chiesto ai bassanesi. C'ho già le palline, no, il mio è con le candele. Quindi lei va a lume di candela? Bravo. Romantica. Ho tutti gli addobbi già pronti dagli altri anni, per cui utilizziamo gli stessi. Si accende l'8 dicembre?
Sì. Quest'anno lo farete? Con le luci, insomma, si risparmia o si fa un albero come gli anni passati? Come gli anni passati, Natale è Natale. Quindi luci, albero vero o albero finto? Albero finto e balocchi alla grande. Collaboriamo, non lo accendiamo solo alla notte di Natale e all'ultimo dell'anno, il 31 dicembre, si diamo risparmio. Io non rinuncio e quindi lo accendo, magari solitamente lo faccio i primi di dicembre, quest'anno lo farò un po' più avanti, però lo accendo perché non rinuncio alle lucine di Natale. Io credo che non rinuncerò magari qualcos'altro, però un po' di luce mi dà veramente la sensazione di un po' di festa, di un po' di serenità e secondo me in questo periodo abbiamo anche bisogno. No dai, ci sarà l'albero, magari gli ultimi giorni però lo prepariamo come ogni anno. È il primo Natale in cui lei capirà qualcosa, quindi per forza l'albero di Natale, non è Natale senza. E a Natale è tempo anche di turismo che viene anche dall'estero, perché sappiamo che Venezia in questo caso non cala mai nell'appeal verso i visitatori e i turisti. Si sta pensando però a qualche idea per regolare un po' il flusso turistico. Vediamo. A me va bene anche l'idea di avere una tassa d'ingresso, un contributo d'accesso. Però non è questo il modo per gestire i flussi. La manifestazione di sabato contro l'introduzione di un contributo d'accesso a Venezia è solo la punta dell'iceberg di un ampio dibattito che resta aperto nelle sue modalità d'applicazione, anche tra chi pensa che questa possa essere la soluzione che regolamenta i flussi turistici, se è vero che il provvedimento è nuovamente slittato, questa volta all'estate 2023. Secondo Cristina Giussani, presidente di Confesercenti Veneto e Venezia, le soluzioni sono diverse, più facili da attuare e più economiche. Per esempio dando incentivo e disincentivo. Se tu vieni in giornata bollino nero, il Vaporetto in Canal Grande, che è il più bel sightseeing del mondo, te lo faccio pagare molto di più. Se invece prendi un Vaporetto sempre in una giornata bollino nero per andare a San Marco facendo un altro giro, spendi un po' di meno. Se poi vieni in un'altra giornata, spendi veramente di meno. Te lo comunico. Proprio la comunicazione capillare, precisa ed efficace può arrivare rapidamente ovunque nell'era di internet e degli smartphone. 7 anni fa Confesercenti aveva proposto al comune l'idea di un'app per cellulare, dove oltre a trovare tutte le informazioni utili sulla città si possa dialogare direttamente con l'amministrazione. Ti chiedo solo se stai arrivando, per iniziare, la facciamo partire così. Poi magari più avanti ti dirò, guarda che tu stai arrivando, ma hanno già detto che stanno arrivando altri 40.000. Sei sicuro che vuoi venire proprio oggi? Guarda che se vieni un altro giorno ti godi molto di più questo splendido pizzo in cui stai arrivando delicato e fragile. E poi il terzo step dovrebbe essere quello di dire ok, stanno già arrivando 40.000, tu non puoi venire. Se vieni ti faccio pagare una tassa d'ingresso molto elevata. Non solo turismo, non solo bollette, non solo plateatici come abbiamo visto fino adesso, ma c'è anche il problema del lavoro, perché ci sono alcune aziende un po' in difficoltà, ci sono anche grandi aziende che stanno attraversando periodi di crisi e tanti posti di lavoro in bilico. Un esempio, quello dell'Electrolux. Una decisione, una scelta che riduca l'orario di lavoro per tutti e che permettesse a tutti i lavoratori di rimanere e avere un reddito. Sembra quasi uno slogan degli autunni caldi degli anni 70, la controproposta di sindacati alla dirigenza dell'Electrolux per Susegana, ovvero lavorare meno ma lavorare tutti. Del resto la situazione attuale, ma soprattutto la previsione dei mercati legati ai frigoriferi seppur di alta gamma, non è per niente rosea. C'è stato un calo di vendite e con il calo di vendite l'azienda sta riequilibrando gli organici. Si ipotizza un calo di produzione dagli 860.000 pezzi di quest'anno ai 780.000 per il 2023. C'è un calo di vendite intorno al 10-12, forse qualcosa in più per cento, 70-80.000 frigoriferi in meno da fare rispetto alle migliori previsioni. È previsto che l'anno prossimo vada anche un po' peggio e quindi non si fidano di tenere gli organici come c'è in questo momento. Al momento il 7 dicembre non saranno rinnovati 70 contratti a termine, mentre alla fine dell'anno non sarà rinnovato il contratto per altri 40 lavoratori. Uscite che continueranno anche per il 2023 con una riduzione di circa 200 unità sulle 1.500 attualmente occupate, di queste almeno 40 a tempo indeterminato. Inoltre è previsto un pacchetto di almeno 6 giorni di cassa integrazione entro la fine dell'anno, una situazione che dopo l'incontro di ieri sera sarà ridiscussa a Milano. Faremo tutto il possibile
Sicuramente faremo le necessarie iniziative se dovessero esserci dei licenziamenti drastici. Quello che a noi preoccupa e che non sappiamo bene come affrontare è la questione dei contratti a termine, perché sono lavoratori anche questi, anzi sono i lavoratori che hanno più bisogno di lavorare, e forse la riduzione dell'orario per tutti, salvaguardando il salario, potrebbe essere una strada da iniziare a prendere in considerazione. Ora ci spostiamo nel Bellunese, andiamo a vedere un'altra situazione di difficoltà. 253 lavoratori dal 1° di gennaio non faranno più parte di questa azienda. E noi oggi vogliamo anche cominciare a dare un segnale che il precariato ormai è il cancro del lavoro. Il maltempo è passato, ma i venti di tempesta sono appena iniziati per i 253 lavoratori in somministrazione alla Costa Nepta, dopo la comunicazione pervenuta la scorsa settimana dai vertici della società, che hanno reso pubblica l'intenzione di non rinnovare i contratti in scadenza tra novembre e dicembre. Immediata la replica dei sindacati, che congiuntamente hanno indetto uno sciopero diluito su più giorni con blocco dello straordinario e della flessibilità. Questi sono lavoratori e lavoratrici che hanno contribuito ai grandi successi di questa azienda nel 2021 e nel primo semestre del 2022 questa azienda ha avuto risultati eccezionali. E io credo che si debba introiettare nelle aziende l'idea che queste non sono risorse delle quali posso usufruire quando ne ho necessità e che invece posso lasciarle quando non ho più la necessità. Non è possibile che a pagare le conseguenze delle logiche di mercato siano ancora una volta i lavoratori precari e somministrati, le parole dei sindacati. L'appello è al governo affinché si possa giungere a un cambiamento strutturale. Crediamo che la legislazione sul lavoro vada cambiata e che la stabilizzazione, la dignità del lavoro attraverso un contratto stabile debba essere riproposta in maniera forte. La speranza rimane quella di trovare una soluzione per il reinserimento delle maestranze attualmente in scadenza di contratto. Per i sindacati non è ancora tutto perduto. Penso che le soluzioni si possano trovare. Il nostro dovere è trovare un accordo che possa portarli a traguardare il periodo ed essere stabilizzati. Cambiamo decisamente argomento, parliamo della giornata contro la violenza sulle donne che sarà domani. Ci sono tantissime iniziative in Veneto per sensibilizzare l'opinione pubblica, le persone su questo argomento così importante. Abbiamo visto purtroppo tante ricadute di cronaca nera anche e soprattutto in Veneto negli ultimi mesi. Vediamo a Padova i dati che arrivano e la nascita di un protocollo. La violenza di genere si combatte non solo con la repressione, ma educando gli uomini. Da qui l'avvio di un progetto di collaborazione tra la Questura di Padova e la cooperativa Gruppo R del Gruppo Polis, che segue i percorsi di recupero degli uomini maltrattanti. Questa mattina la firma del protocollo di collaborazione. Andiamo a siglare una collaborazione che è fatta di più azioni e attività. Loro nel momento dell'ammonimento, quindi quando sono chiamati e c'è una situazione di violenza dove possono intervenire subito in maniera veloce, daranno il nostro contatto all'uomo maltrattante, invitandolo caldamente a contattarci per partecipare al gruppo. In questo modo noi possiamo tenere monitorata quella situazione, possiamo veramente agire sul cambiamento dell'uomo e così facendo tenere in sicurezza la donna e i figli minori coinvolti. Nell'ultimo anno sono aumentati i provvedimenti della Questura per contrastare la violenza di genere. Gli ammonimenti del Questore nei confronti di uomini maltrattanti sono passati da 25 nel 2021 a più di 60 nel 2022. L'ammonimento è il primo strumento ed è immediato. Nel 95% dei casi interrompe la condotta violenta dell'uomo. Il provvedimento di ammonimento è importante quasi sempre, ma non sempre. E come dice giustamente, ci sono dei casi in cui invece si registra l'effetto contrario. Dopo aver ricevuto un provvedimento di ammonimento, le condotte violente aumentano. Andiamo a vedere i dettagli di questa situazione nel Bassanese. Nel 2022 emessi nella provincia di Vicenza 112 ammonimenti in più rispetto allo scorso anno. Di questi il 78% riguarda la violenza domestica, il 22% atti persecutori. Degli ammonimenti del Questore l'88% è relativo a partner o ex partner e, giusto per sfatare un pregiudizio purtroppo assai diffuso nel nostro paese, solo il 33% delle vittime degli episodi oggetto di ammonimento sono cittadine straniere. Sono i numeri della
della Questura di Vicenza, diffusi in occasione della campagna contro la violenza di genere, in vista della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, considerando che l'ammonimento del questore permette di intervenire subito in fase preventiva, al fine di evitare che comportamenti persecutori possano sfociare in eventi tragici, e il bassanese non ne è escluso. Serve per far capire anche alla persona che maltratta che c'è un'attenzione, si viene posta un'attenzione nei suoi confronti, si invita, anzi quasi si obbliga a percorrere un percorso di recupero della propria vita anche, e soprattutto si segnala e si protegge quelle che sono le vittime. Sempre in questo ambito si fa preoccupante la situazione dei figli violenti nei confronti dei genitori. Vediamo il servizio. Sono i maltrattamenti dei figli nei confronti dei genitori. Un fenomeno che è sempre esistito, però si è accentuato negli ultimi anni, e alla base di questo fenomeno c'è sicuramente un fortissimo disagio sociale, psichiatrico, e talvolta anche spesso anche accompagnato da tossicodipendenze e alcoldipendenze dei figli. Violenza che si consuma tra le mura di casa. Quella dei figli nei confronti dei genitori è in aumento. Un fenomeno noto non solo a Treviso, ad affermarlo il procuratore Marco Martani nel giorno in cui la procura diffonde i dati sulle vittime di maltrattamento, violenza sessuale, lesioni, stalking, per i quali il diritto nel 2019 ha introdotto un nuovo strumento di tutela, conosciuto con il nome di Codice Rosso. Dall'inizio dell'anno in provincia di Treviso i casi di stalking sono stati 147, 91 le violenze sessuali denunciate, 208 gli indagati per maltrattamenti. Se i dati discostano di poco con quelli dello scorso anno, ad aumentare, ammette il procuratore, sono i casi in cui la violenza avviene per mano dei figli, sia maschio che femmina, un fenomeno che, aggiunge Martani, potrebbe essere ancora sottostimato. Questo fenomeno poi secondo me non è ancora emerso nella sua totalità, perché le situazioni che inducono un genitore a denunciare un figlio sono veramente situazioni estreme, e credo che ci siano ancora molti casi in cui i genitori soffrono in silenzio situazioni analoghe. Sulle ragioni che starebbero portando a questa deriva è intervenuto oggi il medico psichiatra Alberto Kirn in tribunale per un'udienza. Si ricorre all'uso delle sostanze in età sempre più precoce, le sostanze viste come una scappatoia, tante volte dalle problematiche, tante volte dalle situazioni magari che non si vogliono vedere all'interno della propria famiglia. Sempre più giovani alterati dall'uso di droga e alcol, incapaci di dialogare in famiglia, famiglie distanti seppur vicine, che sovente hanno rinunciato ad ascoltarsi. E poi una cosa che secondo me andrebbe sottolineata in maniera importante è l'aspetto di cominciare a discutere di queste problematiche, non averne paura, e, come si fa in tutti gli ambiti della medicina, cominciare a parlare di prevenzione in maniera seria anche in psichiatria. Ora facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, poi andiamo a Padova a vedere questa faccenda del Gatta Melata, quindi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, oltre a tutte le notizie di cronaca, di attualità, i problemi delle bollette, le ricadute del maltempo che abbiamo visto finora. Andiamo ora in diretta a vedere una situazione piuttosto particolare a Padova, dove la famosa statua equestre della Gatta Melata è al centro sia di un'operazione di restauro che di una forte polemica. Se ne sta occupando la nostra redazione padovana e ce ne parla Valentina Visentin in diretta da una delle piazze più belle. Sì, buongiorno Ferdinando, lo vedi alle mie spalle, lo sta inquadrando il collega Andrea Benetti, il monumento equestre del Gatta Melata, ricoperto dalla sua corazza di ponteggi perché sono appunto in fase i monitoraggi, e continua anche il botta e risposta tra il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi e la delegazione pontificia. Ieri Sgarbi aveva annunciato di voler indicare 2 esperti di restauro dell'Università di Firenze da inviare qui a
Padova per affiancare la sovrintendenza nell'opera di vigilanza dei monitoraggi. Questa mattina la risposta della delegazione pontificia, che ha detto di accogliere favorevolmente qualsiasi contributo possa arrivare dal Ministero della Cultura, perché è di primario interesse tutelare non solo la statua del Gattamelata ma tutto il complesso antoniano, che è appunto in fase di monitoraggio. Questa mattina inoltre sempre la delegazione pontificia ha nominato un comitato scientifico di cui farà parte anche il sovrintendente Fabrizio Magani, che è stato indicato da Sgarbi come suo appunto occhio vigile qui a Padova. Magani che ha detto che salirà quanto prima, quando sarà possibile, sui ponteggi. E questa mattina anche Sgarbi era atteso qui a Padova per un convegno sul Canova, non è arrivato in città, si è collegato in videoconferenza, ma sentiamo dalle interviste raccolte dal collega Guido Barbato cosa ha risposto il sovrintendente Magani e l'assessore alla cultura Andrea Colasio proprio sul tema del restauro del Gattamelata. C'è qualcuno che pensa a uno spostamento. Vittorio Sgarbi ha fatto notare con molta semplicità, diciamo, che prima di prendere decisioni del genere, eventuali decisioni del genere, bisogna capire esattamente come sta l'opera. Attraverso prelievi e quindi analisi chimiche, analisi fisiche della consistenza e della materia della patina. Io mi auguro che sia una patina e che sia una patina buona del bronzo e che cioè non sia, come si dice in gergo, una patina cattiva che tende appunto a compromettere la conservazione del metallo. Si deciderà sulla base dello stato di conservazione reale se effettivamente è sufficiente un lavoro addirittura di manutenzione e di restauro, o se dovesse essere radicalmente compromesso il destino di quella scultura che voglio dire è una scultura talmente importante, tra le 10 grandi opere, cioè tra i 10 monumenti nazionali che abbiamo nel nostro paese, quindi è un'opera che va al di là della bellezza, diciamo, ha una valenza storica, dicevo prima, anche di natura quasi antropologica, no? Non solo per la città di Padova. Quando inizierà il suo sopralluogo? Appena il delegato pontificio me lo permetterà, io sarò il primo molto volentieri a salire. È fondamentale salvaguardarlo innanzitutto, poi se i tecnici faranno una valutazione di un certo tipo ne trarremo le conseguenze assieme a Vittorio Sgarbi, che è un amico e persona intelligente. Non sento più niente. In onda con dopo il servizio abbiamo Valentina Visentin davanti alla Basilica del Santo. Abbiamo sentito le dichiarazioni del sovrintendente, le dichiarazioni di Colasio sul Gattamelata. Allora, se non c'è più niente da Padova, noi rientriamo in studio e andiamo avanti con il telegiornale. Vediamo e torniamo dopo questa parentesi legata al Gattamelata, sicuramente un tema di cui parleremo anche in futuro, vista la portata, avete sentito, è una delle opere più importanti presenti a Padova, quindi nel Veneto che lo sappiamo ha uno scrigno di meraviglie e bellezze piuttosto ampio. Torniamo a parlare del tema di questo periodo, dovrebbe essere ogni giorno il giorno contro la violenza sulle donne, ma la data istituzionale per fare sensibilizzazione su questo tema è domani. Torniamo a Treviso a vedere i numeri del numero antiviolenza. Sulle 1169 chiamate del Veneto nel 2021, Treviso ha il quarto posto con 182 chiamate, equivale a dire una chiamata ogni 2 giorni. Le chiamate al 1522, il numero per le richieste d'aiuto per le vittime di violenza e stalking, sono la fotografia di una realtà preoccupante che ha visto le donne soffrire particolarmente nel periodo della pandemia. Vediamo un netto calo delle chiamate nel quarto trimestre del 2019. Abbiamo poi un picco in corrispondenza del primo lockdown per il Covid
E poi abbiamo un altro picco nel primo trimestre del 2021, che comunque c'erano delle restrizioni sempre dovute al Covid. Il primo trimestre di quest'anno vede un leggero calo con 40 chiamate. La metà delle richieste d'aiuto proviene da donne che subiscono violenza fisica, 1 su 3 violenza psicologica, 1 su 10 subisce violenza sessuale. La fascia d'età che vede il maggior numero di vittime di violenza è quella dai 35 ai 44 anni, seguita da quella dai 45 ai 54, ma consistente anche la fascia più giovane dai 25 ai 34 anni. Allarmante il dato degli omicidi. Dei 20 delitti commessi in Veneto nel 2021, ben 14 vedono donne come vittime. La metà sono state uccise dal partner o dall'ex. 20 omicidi in Veneto, in un territorio considerato sano, sono un dato su cui pensare. E i dati della CISL di Treviso e Belluno analizzano anche la condizione lavorativa delle donne e pare proprio che i salari siano molto più bassi rispetto agli uomini. A parità di curriculum vitae e a parità di competenze c'è da scegliere fra una donna e un uomo, chiaramente le aziende scelgono ancora un uomo. Obiettivo parità di genere ancora non raggiunto, almeno sul lavoro. Il tasso di occupazione femminile infatti rimane sempre distante da quello maschile, anche se Treviso conserva un dato prezioso. Sfiorano il 60% le donne lavoratrici, dato più alto rispetto alla media regionale. Se noi abbiamo a Treviso che il 59,9% delle donne sono occupate, vediamo poi che le occupazioni delle donne si collocano nelle fasce del lavoro povero, che non garantisce un reddito sufficiente, e comunque c'è ancora il famoso soffitto di cristallo rispetto alle occupazioni, diciamo, più apicali. Nel Veneto, infatti, nei ruoli dirigenziali l'uomo registra il 75% delle assunzioni. In altre parole, una sola donna su 4 è scelta rispetto a un dirigente uomo. E i dati parlano chiaro anche nel divario della retribuzione lavorativa, ancora ben lontana dalla parità e soprattutto viziata dai contratti part-time, ancora oggi a forte appannaggio femminile. È dovuto assolutamente alla tipologia di lavoro che le donne fanno, in quali settori loro vanno a collocarsi, che sono i settori tradizionalmente femminili ma meno retribuiti. Poi c'è anche un discorso di part-time involontario, nel senso che le donne non lavorano il tempo necessario per avere una retribuzione degna. Un pavimento scivoloso, quello su cui camminano ogni giorno le donne, spesso obbligate a scelte doverose. Non c'è una scelta vera da parte delle donne, perché il reddito basso fa sì che le donne dipendano dal compagno, dal marito. Ecco perché abbiamo ancora purtroppo questa realtà che lo stipendio importante in famiglia lo prende l'uomo il più delle volte, e quindi alla fine che rinuncia, se non c'è conciliazione tra vita e lavoro, che rinuncia è ancora la donna. Ci spostiamo in questura a Vicenza per i dati riguardanti proprio la violenza di genere. Femminicidi, quasi 1 ogni 3 giorni in Italia. Quadro allarmante che viene ribadito in vista della giornata della violenza contro le donne. Nel Vicentino erano stati 4 nel 2021 e 2 nel 2022. Tra gli strumenti che permettono di intervenire in fase preventiva e fermare la spirale di violenza prima che sfoci in tragedia, c'è l'ammonimento del questore. Questo potere preventivo si è rivelato particolarmente incisivo, tant'è che si è avuto il 26% di femminicidi in meno rispetto allo scorso anno sul territorio nazionale. La Questura di Vicenza ha curato in maniera particolare questo aspetto, tanto che quest'anno si è avuto un incremento esponenziale dell'emissione degli ammonimenti pari al 112%. 27 gli ammonimenti notificati in tutto il territorio vicentino quest'anno. Di questi il 78% riguarda la violenza domestica, il più delle volte perpetrata in un contesto con figli minori. Il 22% riguarda lo stalking. L'88% degli ammonimenti emessi è stato rivolto ad ex compagni o ex coniugi.
Il 33% delle vittime dei fatti che sono stati oggetto di ammonimento sono cittadine straniere. E si moltiplicano le iniziative per permettere alle vittime di violenza di conoscere gli strumenti di tutela a disposizione. Il camper della Questura di Vicenza sarà domani in piazza Biade e la sera sarà illuminata di arancione, aderendo all'iniziativa delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere. Il 25 all'Istituto Rossi si svolgerà un seminario sulla violenza contro le donne, presieduto dal prefetto. Chiudiamo questo giro del Veneto in vista della giornata contro la violenza sulle donne con i dati e le iniziative del Bellunese. Parola d'ordine, sensibilizzazione. Si avvicina il 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne e purtroppo memoriale delle numerosissime vittime di abusi e femminicidi. La consigliera di parità, in piena sinergia con il Comune e la provincia di Belluno, hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione Posto Occupato. La campagna prevede che nei luoghi pubblici, nelle sedi istituzionali, così come in scuole e autobus del trasporto pubblico, venga riservata una sedia su cui sarà posta una locandina. Il posto occupato è quindi un richiamo forte e diretto, rivolto a tutti, per dedicare un pensiero alle donne uccise e per attivare una riflessione sul fenomeno agghiacciante del femminicidio. Ad unirsi alla campagna sono stati invitati anche tutti gli altri comuni della provincia. La volontà è quella di creare una rete istituzionale che renda aperto e accessibile a tutti il supporto legale, sindacale e psicologico che sia in grado di offrire alle vittime degli abusi. La presenza delle amministrazioni è uno stimolo per i cittadini a fare dei percorsi virtuosi, a porsi delle domande, a darsi delle risposte e adeguare i propri comportamenti. Il problema è complesso e radicato e riguarda trasversalmente donne di tutte le età e posizioni sociali. Gli abusi e molestie inoltre non si concretizzano solo in atti estremi, la discriminazione cresce nutrendosi anche e soprattutto dei piccoli gesti, le battute, gli stereotipi, tutti elementi di difficile individuazione che non fanno altro che propagarne la diffusione. L'aiuto c'è e l'invito è quello di farsi avanti. Consigliare di rivolgersi alla consigliera di parità che poi con degli incontri con i datori di lavoro si cerca di risolvere la questione. Parliamo ora di sanità perché aumentano gli accessi in pronto soccorso pediatrico dovuti a influenza e virus respiratori. Questo in particolare è un servizio di Padova. Il picco influenzale anticipato rispetto agli anni passati, l'adenovirus, il virus sicinziale e poi ovviamente il Covid. I virus respiratori quest'autunno stanno colpendo duramente i bambini, complice anche il fatto che i dispositivi di protezione come le mascherine non vengono più usati, i virus stanno circolando di più a partire dall'influenza. A dirlo sono i medici del pronto soccorso pediatrico di Padova che in queste settimane hanno assistito ad un incremento degli accessi in ospedale. Non è l'unico virus che noi vediamo essere molto attivo in questo momento. Abbiamo anche altri virus come il virus respiratorio sinciziale, l'adenovirus, il parainfluenzale e anche il SARS-CoV-2, il Covid sostanzialmente. Quindi gli accessi in pronto soccorso pediatrico a Padova sono decisamente tanti, sono quasi raddoppiati rispetto alla nostra media. Gli accessi avvengono soprattutto nel fine settimana, ma in media sono tra i 100 e i 150 giornalieri in pronto soccorso pediatrico. Il consiglio dei medici è di osservare sempre le condizioni fisiche dei bambini, di contattare i pediatri di libera scelta e poi di rivolgersi al pronto soccorso. Voi sapete che noi ci siamo 24 ore su 24 per tutti i bambini, certo è che dobbiamo cercare di non intasare tra virgolette questi servizi, tanto più che per i bambini l'accesso in pronto soccorso è comunque una situazione traumatica, innanzitutto perché è un setting molto caotico e poi voglio dire, le patologie e i virus sono molti e quindi il rischio è anche di altre contaminazioni. Per tutelare i bambini e anche le famiglie e limitare la circolazione del virus, i pediatri consigliano la vaccinazione anti-influenzale. Noi esortiamo i genitori a vaccinare tutti i bambini, in particolare sotto i 5 anni, dopo i 6 mesi, come è l'indicazione alla vaccinazione, in particolare sotto i 5 anni perché i bambini piccoli si ammalano di più, si contagiano di più
e cioè fanno circolare il virus anche tra gli anziani. Parlando di influenza, stanno arrivando i primi dati della Regione del Veneto. Anche quest'anno la Regione infatti ha aderito alla sorveglianza epidemiologica virologica coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità con lo scopo di monitorare l'andamento dell'influenza sul territorio regionale. La sorveglianza a cui stanno aderendo 170 circa fra medici e pediatri in fase di implementazione in termini di rilevazione, ma già in queste prime settimane si registra un'incidenza di circa 13 ammalati su 1000 abitanti, stiamo parlando della 46esima settimana del 2022. La fascia di popolazione maggiormente colpita, ci fa sapere un report della Regione, è quella pediatrica, come abbiamo visto in questo ultimo servizio, con un'incidenza di circa 28,7 casi ogni 1000 residenti per i bambini fino a 4 anni e di 22,8 ogni 1000 per quelli nella fascia compresa fra i 5 e i 14. L'incidenza per gli adulti è inferiore, si parla sui 2,8 casi per gli anziani ogni 1000 residenti, ma qui ci sono i cosiddetti fenomeni di sottonotifica, ovvero qualcuno che sta a casa qualche giorno non sta bene, non avverte neppure il medico e non finisce nella casistica. Però abbiamo visto la conferma di quello che insomma arriva da Padova. Rimaniamo a Padova perché all'Istituto Oncologico Veneto è arrivata un'apparecchiatura di recentissima tecnologia. Un nuovissimo acceleratore per le cure radioterapiche, con un avanzato software di intelligenza artificiale che a ogni seduta adatta le terapie ai cambiamenti che intervengono in ogni paziente. Uno strumento all'avanguardia entrato in servizio in questi giorni allo IOV di Padova, che confronta direttamente sulla console le immagini raccolte al momento con quelle precedenti usate per il trattamento. Intuitivamente si capisce l'importanza di questo tipo di procedura che ci permetterà di dare una dose adeguata al volume tumorale risparmiando gli organi sani adiacenti in un modo prima impossibile. Si chiama terapia adattativa. Il neoacquisto per la radioterapia dell'Istituto Oncologico Veneto è la prima piattaforma di questo tipo per il trattamento dei tumori installata in una struttura pubblica. È costata 5 milioni e mezzo di euro, 500.000 dei quali con fondi destinati alla ricerca. Macchina pronta, inaugurata, partenza. Credo che questo sia un bel risultato e che darà impulso non solo ai nostri pazienti ma anche alla ricerca, che è un altro punto nodale dello IOV, che è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Restiamo in ambito sanitario, in ambito medico, perché vediamo da qualche tempo ormai quali siano le ricadute sulla sanità della carenza storica, endemica quasi, di infermieri e operatori di questo settore. A Portogruaro è partito il nuovo anno accademico della laurea in infermieristica. Vediamo il servizio. Per la sanità è una professione indispensabile, eppure la carenza di infermieri continua ad essere tra i talloni d'Achille del settore. Secondo una recente stima, nelle strutture sanitarie del Veneto mancherebbero circa 2.000 infermieri. Pur aumentando l'offerta non abbiamo gli studenti, quindi di conseguenza una delle sfide future per quanto riguarda la parte accademica è quella di capire quali sono le motivazioni per questa non attrattibilità, non accettabilità da parte dei nuovi studenti. A Portogruaro si inaugura il nuovo anno accademico del corso di laurea in infermieristica dell'Università di Padova, che si svolge in tirocinio all'ULSS 4 Veneto Orientale. In 20 anni di attività il corso ha formato 632 infermieri, ai quali è stato offerto un percorso all'interno dell'azienda sanitaria. Da quest'anno abbiamo 100 posti, puntiamo ad implementarli ulteriormente anche l'anno prossimo, arrivare almeno a 120. La città di Portogruaro ha messo a disposizione attraverso le sue istituzioni una nuova aula grande che stiamo allestendo anche per dare una risposta adeguata a quella che è la didattica di tipo universitario. Nell'entusiasmo dei neolaureati la consapevolezza di un impegno che ora diventa professione negli ospedali e nelle case di riposo. Sono stati 3 anni duri, tra lezioni e tirocinio non rimane molto spazio anche per la vita normale, diciamo così, però ne è valsa sicuramente la pena. Sicuramente le soddisfazioni di aver conosciuto tante persone che condividono con noi la sofferenza. Quando ti trovi a fare i primi turni, il primo contatto con il paziente, le prime notti, anche i primi casi brutti, è un'esperienza che non è irripetibile.
Dalla sanità al turismo. Ieri durante il Focus TG abbiamo avuto in collegamento Monica Smidele, che era salita in altopiano per vedere la presentazione di un importante progetto appunto turistico di Asiago, e ora vediamo il servizio. Ci troviamo ad Asiago, più precisamente in località Caberlaba, nei pressi del Museo dell'Acqua, e oggi abbiamo inaugurato le piazzole dedicate al progetto della valorizzazione del cielo notturno Skyscape. È una piazzola delle stelle questa? Questa proprio vuole essere una piazzola attrattiva per incuriosire non solo gli appassionati, gli astrofili che già conoscono questo posto come posto ideale per l'osservazione delle stelle, ma incuriosire tutte quelle persone che vogliono avvicinarsi all'osservazione del cielo stellato notturno ad Asiago. Asiago è sempre più capitale delle stelle, grazie proprio a Skyscape, il progetto internazionale di valorizzazione del cielo stellato finanziato con fondi europei. Questa mattina il taglio del nastro della piazzola di Caberlaba, attrezzata appunto per l'osservazione della volta celeste, e poi una seconda inaugurazione, quella del Sentiero dei Pianeti, il percorso denominato da Asiago alle stelle, che riproduce in scala l'intero sistema solare. Questo è il Sole. Spostandosi lungo il percorso si possono osservare i pianeti per un vero e proprio viaggio nello spazio. Un percorso di 5 km che conduce fino all'ossario attraverso le contrade del Pennar e degli Zocchi. È tutto in scala? Sì, con la stessa scala sia di dimensioni che di distanze. La scala è di 1 miliardo, che significa che 1 metro, cioè ogni passo che facciamo, equivale a 1 milione di chilometri, mentre 1 millimetro corrisponde a 1000 chilometri, quindi i pianeti interni, quelli più piccolini come la nostra Terra, hanno le dimensioni di pochi millimetri. Ed eccola infatti la nostra Terra, una piccola biglia azzurra. Prima invece abbiamo incontrato Mercurio e Venere, mentre allontanandosi lungo il sentiero si incontreranno tutti gli altri pianeti. Plutone, ad esempio, è posizionato nel piazzale del Sacrario Militare. È con questo progetto che Asiago punta sull'astroturismo. Chiudiamo con un'altra notizia decisamente fuori dal comune. Insomma, si vedono spesso sulle strade, nei prati e nei pascoli del Veneto grandi greggi di pecore che vengono portate dai pastori. In tante occasioni si arriva a multe nei confronti di questa transumanza continua. Invece un sindaco ha deciso di ospitare proprio nel proprio terreno pecore e anche pastori. Vediamo. Gli altri sindaci le multano e allora lui le ospita. Nessuno vuole questo gregge sui suoi campi, allora il sindaco di Follina ha deciso di portarle non nel suo comune ma proprio a casa sua a Cison. Una storia di ambientalismo e solidarietà che ha visto protagonisti 2 giovani fratelli che fanno i pastori, per passione, 1500 pecore e Mario Collet. Martino e Francesco sono passati a trovarmi, a regalarmi come ogni anno una meravigliosa atmosfera natalizia. E io approfitto per ringraziarli non solo perché hanno scelto di fare un mestiere che è molto duro e molto faticoso, ma anche perché sotto l'aspetto turistico vedo che la gente si ferma, parla con loro, li accetta e capiscono anche loro benissimo cosa vuol dire fare una vita così difficile. Per questo ha aperto i cancelli della sua casa ai piedi del castello di Cison, ai 2 giovani di Borgo Valsugana che hanno deciso di fare i pastori come scelta di libertà. Lo faceva prima mio papà e mio nonno, e dopo perché la vita in fabbrica non è che mi piacerebbe. Una scelta però con molti ostacoli. Difficoltà ce ne sono tante perché oggigiorno anche i comuni non ce ne sono tanti che ti lasciano transitare. Multe anche di 400 euro ad ogni passaggio. Per questo il sindaco Colletta ha ospitato il gregge in breve raggiunto da amici, conoscenti ma anche da semplici curiosi di passaggio che si sono fermati per l'immancabile selfie tra le pecore. Pecore che hanno potuto alimentarsi e riposare prima di riprendere la strada verso un altro appezzamento, sì di buon cuore, ma che grazie a questo passaggio beneficerà della concimazione gratuita e naturale. Ecco perché oltre ad essere una storia di solidarietà e libertà è anche di ambientalismo, che a guardarci bene potrebbe diventare pure di attrazione turistica, con Collette che lancia un messaggio ai colleghi sindaci. Io dico, se vogliamo veramente ritornare alla natura e rendere grazie a questi ragazzi, dobbiamo come minimo farli passare
perché purtroppo il nostro Signore non ha fatto le ali alle pecore. Con queste belle immagini chiudiamo il nostro Focus TG. Ringraziamo Fabio Verin per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie dal Veneto. Ringraziamo voi per essere stati con noi. Vediamo appuntamento al TG Bassano e al TG Vicenza di questa sera per tutto il resto. Naturalmente vi auguriamo un buon pomeriggio.